Domani, domenica conclusiva della festa in onore di San Calogero con un fitto programma. Si inizierà alle 5 del mattino con l'apertura della Basilica, alle 6 alborata Cosparo di Mortaretti, alle 6 alle 7:30 la Santa Messa, quindi alle 8:30 l'ingresso del complesso bandistico The Washington Navel di Ribera, diretto dal maestro Giacomazzo. Alle 9 la Santa Messa, alle 9:30 la Sagra del Grano, una processione offertoriale con la partecipazione dei devoti portatori e dei fedeli con gli ex voto, con i prodotti della terra e dei lavori artigianali, seguiti dal corteo dei carretti siciliani, motoape e muli parati, del complesso bandistico dei tradizionali tamburi, dal santuario Addolorata fino alla via Atenea. Quindi alle 10:30 la Santa Messa, alle 11 l'arrivo della processione offertoriale. In Basilica la benedizione del corteo, la consegna delle pergamene in ricordo da parte delle varie autorità locali. Alle 11:30 la Santa Messa presieduta da Don Mario Sorce, vicario foraneo di Agrigento, animata dal coro Totus Tut. All'1 processione diurna del simulacro del Santo dal santuario attraverso la via Atenea, piazza Pirandello, via Amendola e via Garibaldi fino al santuario dell'Addolorata. Alle 19 la Santa Messa sul Sacrato del Santuario dell'Addolorata, alle ore 21 la preparazione del Fercolo del Santo per la processione serale, alle 21:30 l'apertura della processione da parte delle motoape parate, quindi alle 22, momento clou, la solenne processione serale del simulacro del Santo con i flambeau dal santuario dell'Addolorata fino al Viale della Vittoria con la partecipazione delle autorità locali, delle varie confraternite e dei fedeli, accompagnata dal complesso bandistico Giuseppe Verdi di San Giovanni Platani. Quindi alle 24 i giochi pirotecnici e rientro in santuario. E a proposito dei giochi pirotecnici, il comune di Agrigento ha deciso di cambiare il sito per i fuochi d'artificio. In onore al Santo Nero, la maschiata non sarà più realizzata all'interno del parco comunale di Villa Bonfiglio a Valle della Vittoria, ma bensì allo stadio Esseneto. La decisione è stata presa dopo alcuni incontri con la commissione tecnica provinciale per le materie esplodenti e del relativo tavolo tecnico che si sono svolti nei giorni scorsi riguardo alle varie criticità che sono emerse nel fine della settimana precedente, sia per ciò che riguarda le nuove aggiornate disposizioni. Le criticità a cui fa riferimento il provvedimento dell'amministrazione comunale sono riconducibili ai residui dei fuochi d'artificio che sarebbero finiti sui balconi dei residenti al Viale della Vittoria in via Giovanni XXIII e dall'incendio di un albero e serpaglia varia alle spalle dei palazzi Crea. Il Comune pertanto ha ritirato l'ordinanza firmata la scorsa settimana che vietava agli abitanti delle zone interessate al Viale della Vittoria di affacciarsi dai balconi o di casa in occasione dei giochi pirotecnici.